Marcello Tonolo è uno dei fondatori della scuola e a lui è affidata la direzione della Big Band. Hai già visto lo studio? Sì. Oggi è una giornata particolare. Sono le ultime battute di registrazione per il nuovo CD della Thelonious Monk Big Band. Come stai? Sono 4 sax. Sei una persona che ha vissuto tutte le tappe più importanti dell'evoluzione del jazz nel Veneto. Sei sempre stato un punto di riferimento per i nostri musicisti, anche come compositore ed arrangiatore. Marcello, come ti sei appassionato a questa musica? Ma io ho cominciato a suonare il pianoforte da piccolo, spinto dai miei, o comunque incoraggiato dai miei genitori, e poi ho cominciato un po' a interessarmi al rock, quel che c'era nei primi anni 70, e poi mi sono appassionato un po' al jazz, ho cominciato a suonarlo assieme a mio fratello, abbiamo formato un gruppo, abbiamo cominciato a guardarci intorno, c'era pochissimo materiale, musiche, abbiamo fatto qualche piccolo seminario, abbiamo cominciato a conoscere altri musicisti, non solo veneti ma anche provenienti da Milano, da altre parti, e così abbiamo cominciato. Mi sono trovato mio malgrado, non pensavo quasi di fare il musicista, mi sono trovato in mezzo. Insomma. Sulla lettera L devi cantare tu il tema per Giorgio. Cantarlo. Lettera L. Ah, quelle due battute, sì. Quelle due battute lì. Certo. Come dicevo prima, quando abbiamo cominciato noi a suonare non esistevano metodi, libri, non c'era nessun corso. Questo da un certo punto di vista può essere anche un bene, nel senso che abbiamo dovuto farci le ossa da soli, abbiamo dovuto, soprattutto ascoltando i dischi, tirando fuori dei dischi, e anche con molta pratica, cioè cominciando subito a suonare. Adesso si trova molto materiale, ci sono molte scuole, per cui in un certo senso naturalmente è facilitata l'approccio alla musica dei giovani musicisti, però manca un po' forse quell'approccio un po' artigianale e proprio più a fondo, che uno comunque deve farselo prima o poi. Il primo atto anche un po' di più, no? Io direi che in generale negli ultimi anni, appunto con l'avvento di tutte queste scuole, non sto facendo un discorso solamente italiano, ma le varie scuole che ci sono in America tendono a uniformare un po' tutti i musicisti, per cui abbiamo dei musicisti preparatissimi dal punto di vista tecnico, che però mancano di un po' di, non direi dello swing, che poi è una parola abbastanza astratta, ma forse il fatto di vivere nella propria pelle, insomma, il jazz. Però per quanto riguarda i conservatori, bisogna dire che adesso con l'apertura dei trienni molti musicisti non sono solamente dei musicisti classici, c'è un'apertura in generale per chi vuole, cioè si affronta seriamente il jazz. Come sei arrivato a comporre musica jazz? Quali sono state le tue motivazioni? Non ho cominciato subito, naturalmente, però è un aspetto che mi ha sempre interessato, intrigato. Non sono arrivato per una strada particolare. Certamente quando uno suona cerca di fissare alcune cose, e poi il fatto della scrittura della musica è una cosa che mi ha preso molto, e è uno degli aspetti, insomma, importanti, dove uno può esprimersi in modo diverso rispetto alla situazione del concerto dal vivo. Bisogna anche dire che nel jazz la composizione è intesa un po' diversamente rispetto alla musica classica, è sempre qualcosa legato all'improvvisazione.
Sei abbastanza soddisfatto della tua big band? Certo, hai musicisti tra i più bravi e un affiatamento straordinario. Sì, sono abbastanza soddisfatto perché la big band era nata come un'orchestra della scuola, quindi mescolando insieme allievi e insegnanti. Era legata a un corso di arrangiamento che facevo, era una specie di palestra un po'. Poi un po' alla volta negli anni si è un po' codificata, hanno cominciato a partecipare altri musicisti oltre agli insegnanti della scuola e sta cominciando insomma, ad avere una forma proprio di una big band seria, quindi che porta il nome della scuola, ma in realtà è un'orchestra di professionisti. C'è stato molto importante anche per noi l'esperienza che abbiamo fatto con Carla Bley e Steve Swallow, che ha utilizzato la nostra orchestra per alcuni concerti, e questo ha dato in un certo senso fiducia anche ai componenti dell'orchestra e anche a me stesso, perché ho visto che i risultati erano buoni e poi vedo che c'è un grosso entusiasmo da parte di tutti. Mi puoi dire chi era Maurizio Caldura? Beh, un grande amico sicuramente, con lui abbiamo fondato la scuola di musica Thelonious Monk, un grande sassofonista, io sono stato molto legato a lui, ci ha lasciato troppo presto, è stato un vero shock per tutti noi. Giovanni Scapin è l'organizzatore di Ubi Jazz, festival molto apprezzato per le sue proposte nella provincia di Venezia. Giovanni, cos'è Ubi Jazz? Ubi Jazz è un progetto che è partito da un semplice jazz club e che ha iniziato a coinvolgere altri jazz club per coinvolgere poi i comuni. Il primo anno siamo partiti con un jazz club e 2 comuni, il secondo anno sono diventati 5 comuni e 3 jazz club e quest'anno siamo a 9 comuni nell'area del Miranese e della Riviera del Brenta e ci sono praticamente 15 jazz club coinvolti con dei progetti che poi vanno a toccare in maniera più organica i vari comuni, come ad esempio quello di Noale quest'anno, con un progetto che è stata una specie di maratona musicale che è partita dal sabato per arrivare alla domenica e che aveva 18 gruppi che suonavano contemporaneamente con i funk-off che hanno fatto un po' da collante di tutti questi gruppi. È stato bellissimo un anno dove proprio eravamo messi molto male da un punto di vista economico, non è che adesso siamo messi benissimo, però insomma. E in quel caso, non mi ricordo se è stato il secondo o terzo anno, abbiamo addirittura fatto una specie di accordo con i musicisti, una specie di sottoscrizione e sono venuti a suonare tutti gratuitamente per riuscire a mantenere vivo questo progetto ed erano tutti, la maggior parte erano musicisti veneti.
Claudio Donà, veneziano doc, oltre ad essere un appassionato divulgatore della storia del jazz, è uno dei componenti del circolo culturale Caligola. Quando è stata costituita questa che è oggi una delle realtà organizzative più dinamiche nel Veneto? Caligola è nato nel 1980 e devo essere sincero, allora io non ne facevo parte. Io sono entrato in Caligola, che era l'associazione culturale che organizzava musica in senso lato, non solo jazz, nell'81. Cioè dopo un anno e mezzo dalla costituzione del ciclo, e direi che in qualche maniera con il mio arrivo, quello che prima facevano soprattutto musica blues, rock, hanno fatto dei concerti abbastanza importanti come quello di Sonny Terry, Brownie McGhee per esempio, Jorma O'Connell al Cinema San Marco di Mestre, ha preso una piega marcatamente jazzistica, e di questo non me ne pento e sono anche contento, perché poi alla fine questo miscuglio un po' portato da me il jazz, ma quello che era rimasto del Caligola ci ha consentito poi di proseguire sempre con una visione musicale molto aperta, in cui il jazz costituisce, diciamo, l'anima, la parte più importante, ma non esclusiva. Ho suonato moltissimo e suono spesso con musicisti veneti. Alcuni dei più grossi musicisti italiani sono veneti. Il Veneto è dà molti musicisti. Il primo fra tutti vorrei citare Pietro Tonolo, che secondo me è uno dei più grandi musicisti europei. Ho suonato con credo che sia uno dei più grandi sassofonisti del mondo, che si chiama un musicista di Milano che si chiama Pietro Tonolo e che credo tutti conoscano. Io lo ritengo un musicista incredibile, per cui continuo da molti anni a suonare con lui. C'è un artista sensibile, dal talento ineguagliabile, grande esecutore e compositore ispirato, riconosciuto in Europa e nel mondo per la sua particolare vena interpretativa e simbolo di una generazione che ha vissuto intensamente il jazz. Pietro, ci puoi raccontare i tuoi primi passi nel mondo del jazz e perché hai scelto il sassofono? Dunque, i primi passi risalgono alla metà degli anni 70, in compagnia di mio fratello e tutta una serie di musicisti che immagino avrete già intervistato e che comunque appariranno in questo film, e quindi credo che siamo tutti figli un po' di quel periodo in cui il jazz e il rock si sono incontrati, e quindi attraverso questo incontro noi che nascevamo come rockettari, anche se in erba, poi io avendo un fratello di 4 anni maggiore ero insomma un po' il più piccolino che andava al traino, siamo entrati in contatto col jazz e il passaggio è avvenuto così in maniera naturale. Devo dire, le mie motivazioni erano molto forti a quel tempo, tant'è vero che io ho abbandonato altri studi e mi sono buttato, diciamo, completamente in questa musica, e devo dire che per fortuna continuano a esserci dei giovani che hanno questo atteggiamento, anche perché probabilmente in generale nel campo artistico così non valgono molto le mezze misure o l'attenzione a una certa carriera così istituzionale o accademica. Bisogna avere anche un po' il coraggio di credere in se stessi, naturalmente avendo anche verificando di avere anche determinate capacità, determinate qualità, e avere il coraggio di prendere il toro per le corna, come si suol dire. Il sassofono non so bene perché non è stata una scelta
razionale, conscia, è stato così diciamo un impulso che mi ha portato verso questo strumento. Ogni musicista, almeno nella prima parte della carriera, ha dei riferimenti, degli artisti da cui trarre ispirazione. I tuoi quali sono stati? Beh, sono stati tra i sassofonisti sicuramente Sonny Rollins, Joe Henderson, poi ho avuto la fortuna di conoscere bene, di frequentare molto in particolare 3 sassofonisti, cioè Sal Nistico, Lee Konitz e Steve Lacy, che sono stati assolutamente determinanti per la mia formazione, e poi naturalmente moltissimi altri così, conosciuti sia attraverso i dischi che direttamente. Hai scritto e realizzato brani in collaborazione con Paolo Birro, esponente di spicco del mondo musicale veneto, che sembra in simbiosi con la tua visione del jazz. Questo corrisponde al vero? Sì, certamente con Paolo c'è una grande affinità e ho sempre tratto grande piacere e degli input molto positivi da tutte le mie collaborazioni con lui, sia che fosse lui parte di un mio gruppo, oppure entrambi insieme parte di un gruppo, oppure un duo. Comunque è un musicista molto interessante col quale mi sento molto a mio agio. Molto di te si evince dalle tue composizioni. Le emozioni che evaporano dall'intensità del tuo mondo diventano atmosfera vibrante di colori caldi, palpabili. A cosa ti ispiri quando scrivi? Ma questa è una domanda molto difficile, nel senso che, a parte che in generale il linguaggio verbale non è, nel mio caso, quello che sono abituato a frequentare di più, e non sono abituato a tradurre appunto nel linguaggio verbale, in altri linguaggi, quello che è un lavoro specificamente musicale. E comunque sì, riguardo alla composizione mi sembra anche importante sottolineare che una cosa molto importante nella composizione nel jazz, secondo me, è la scelta dei musicisti con i quali suonare, che già quello è la prima azione compositiva importante, nel senso che una musica che dà così tanto spazio al contributo dei singoli è fortemente caratterizzata già dalla scelta di questi musicisti. Pietro, collabori dal 96 con Siena Jazz tenendo seminari e sei docente dei corsi di formazione professionale, mentre qui in Veneto insegni al Conservatorio di Castelfranco. Quale differenza c'è tra i tuoi studi iniziali rispetto all'attuale situazione formativa? Beh, la differenza è abissale, nel senso che quando ho iniziato io a avvicinarmi al jazz, insomma, eravamo un manipolo di eroici ragazzini e non esisteva assolutamente alcuna struttura didattica organizzata, se non forse a Milano e a Roma, ma nemmeno così sviluppata.
E adesso, insomma, in questi 20 anni la situazione è radicalmente cambiata, e anche il fatto che il jazz adesso sia di casa nei conservatori è abbastanza indicativo. Credo sia un fatto positivo sia per il jazz che per i conservatori.